Buona giornata e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali, un'edizione particolarmente ricca di notizie di cronaca, quella di oggi, che si apre con la notizia dell'ennesima tragedia della strada che si è verificata questa mattina. È accaduto a Favaro Veneto, siamo lungo la Triestina in località Canoghera, nel terribile schianto tra una vettura ed un camion. Ha perso la vita un automobilista, ma per tutti gli aggiornamenti ci colleghiamo in diretta con Federico Fusetti. Buongiorno Federico. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori di Prima Edizione. Sono qui con Alberto Pivetta che ha appena inquadrato il carro attrezzi, anzi i due carri attrezzi che hanno portato via i resti dell'auto. Andiamo con ordine, erano le 6:30 di questa mattina, siamo nella località Favaro Veneto, a Tessera, a pochi metri dal casinò di Canoghera, e l'incidente è stato veramente drammatico e, come hai detto, ha perso la vita un uomo che guidava un Alfa 147 che arrivava ancora, ovviamente ricostruzione da completare della dinamica dell'incidente, arrivava da Jesolo, quindi da lì, adesso Alberto ci fa vedere che arrivava da quella direzione l'auto, e si è scontrata frontalmente con un camion che hanno appena portato via, e quindi uno schianto terribile frontale. L'auto è finita praticamente sotto al camion e si è tagliata in due, tanto che, come dicevo, sono stati due i carri attrezzi che hanno portato via l'auto, perché due erano i pezzi della vettura in cui si era divisa. Sono arrivati i sanitari del SUEM, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, mentre pare sia rimasto illeso il conducente del camion. Ovviamente traffico in tilt, le cause tutte da accertare da parte della polizia locale di Venezia, che qui veramente con moltissimi agenti che hanno presidiato la zona, hanno deviato il traffico, forse anche l'asfalto bagnato, magari visibilità un po' ridotta dalla pioggia, insomma tante le possibili cause. Abbiamo sentito anche dei vicini, perché ci sono un paio di abitazioni qui, ma a quell'ora ovviamente non erano fuori a vedere, stavano dormendo, hanno sentito il botto, ma quando sono usciti ormai era già tutto avvenuto. Ecco, come dicevo, ancora adesso Alberto Pivetta vi sta mostrando, sono numerosi gli agenti della polizia, ma anche gli uomini dell'ANAS che stanno ripulendo la strada. Vi assicuro che, l'avete visto anche dalle immagini, che insomma lo spettacolo, per così dire, era veramente drammatico, perché l'auto è stata ridotta in due pezzi e veramente distrutta nell'impatto col camion. Marta, ovviamente poi aggiornamenti ulteriori nei nostri notiziari. Per il momento direi che io e Alberto Pivetta ti possiamo salutare e restituire la linea. Ecco, grazie Federico, naturalmente vi forniremo ulteriori aggiornamenti su questo incidente nel corso di questa edizione, si arriveranno pure nelle edizioni prossime dei nostri telegiornali, e purtroppo quello del quale vi abbiamo appena reso conto non è l'unico incidente mortale che si è verificato questa mattina. L'altra tragedia della strada è accaduta ad Albignasego, siamo in provincia di Padova, dove una donna, tra l'altro madre di 3 figli, appena scesa dall'autobus è stata travolta da un furgone ed ha perso la vita. Siamo in attesa di collegarci con i nostri inviati ad Albignasego, Chiara Gaiani con Tommaso Migot, per tutti i dettagli su questa ulteriore tragedia. No, vedo proprio che si è collegata ora Chiara Gaiani. Andiamo quindi ad Albignasego per sentire che cosa è successo. A te Chiara, buongiorno. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori. Sì, purtroppo un'altra vittima della strada a Padova, le strade di Padova ne piangono un'altra, è la seconda da inizio anno, una donna di 49 anni, Fuzia Ben Lenda, era scesa dall'autobus lungo la strada Battaglia, arrivava da Solesino come tutte le mattine per lavorare proprio in un'azienda agricola, forse riuscite anche a vederla alle mie spalle nelle immagini di Tommaso Migot.
una stagionale. Lei aveva fatto alcune centinaia di metri, come potete vedere lo stesso dalle immagini. La strada è piuttosto stretta, una strada anche molto frequentata, dove purtroppo molti veicoli corrono velocemente. In quel momento erano le 7 del mattino, i lampioni, ci hanno raccontato alcuni testimoni, erano anche spenti. La donna è stata investita da un furgone che procedeva nella sua stessa direzione, quindi dalla strada Battaglia stava raggiungendo il centro di Albignasico. La persona alla guida, un 39enne di Albignasico, si è fermato immediatamente a prestarle soccorso. Sono stati chiamati i sanitari del SUEM, sono arrivati anche i carabinieri che stanno conducendo i rilievi e le indagini sull'incidente. Per la donna, nonostante un prolungato massaggio cardiaco, non c'è stato nulla da fare. La descrivono e raccontano tutti Fuzia Ben Lenda, una persona molto solare, una persona che veniva appunto tutti i giorni a lavorare. Pensate, si alzava davvero prestissimo, lascia tre figli che sono arrivati qui questa mattina e non possiamo immaginare insomma il dolore che sta vivendo questa famiglia. Una donna di origine marocchina, lavorava come stagionale, i proprietari sono davvero molto dispiaciuti, hanno detto di aver sentito un botto, poi di essersi precipitati fuori e di aver visto insomma tutta l'ambulanza, tutti i soccorsi che cercavano appunto di salvare la vita di Fuzia Ben Lenda. Noi abbiamo raggiunto anche il sindaco di Solesino, il comune dove la donna viveva, la conosceva, ha rilasciato questa intervista telefonica alla redazione di Padova. Allora io vi lascio all'intervista appunto che è stata raccolta. Ringrazio Tommaso Migotta per la collaborazione tecnica, poi da Albignasico la linea può tornare allo studio. Sì, la conoscevo molto bene, era una bravissima donna, una brava moglie e mamma. La conoscevo molto bene, avevo avuto modo in più occasioni di poter parlare con lei, ma anche con il marito. Sono veramente addolorato e questa notizia mi lascia molta tristezza. Qui, in questo momento di dolore proprio mi sento di esprimere sincera vicinanza e le più sentite condoglianze ai familiari ai quali mi stringo al loro dolore. Diciamo che dove noi possiamo sicuramente faremo il possibile per essere vicini a loro e per qualsiasi cosa possono fare riferimento all'ente Comune Solesino ma anche alla figura del sindaco. Ed ancora cronaca, nuovi guai con la giustizia per Felice Maniero, l'ex boss della Mala del Brenta. È stato denunciato per avere picchiato con schiaffi e pugni una donna, una familiare. Per questo i giudici, assieme al divieto di avvicinamento alla vittima, gli hanno imposto il braccialetto elettronico. I fatti, come riporta il Gazzettino, risalgono a poco tempo fa. Faccia d'Angelo, che con le sue confessioni alla giustizia aveva permesso di smantellare l'ex Mala del Brenta, vive con una nuova identità in un luogo segreto. Nel 2023 l'ex boss, 70 anni, aveva finito di scontare una condanna a 4 anni per maltrattamenti dopo una denuncia della ex compagna. A Padova ieri doveva essere il giorno delle zone rosse, invece nel vertice in prefettura durante il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica non se n'è parlato, anzi la questione è stata cancellata dall'ordine del giorno. Sentiamo. Il punto non era all'ordine del giorno, slitta la decisione sulle zone rosse in città al termine del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in prefettura. Il sindaco di Padova Sergio Giordani e l'assessore Diego Bonavina escono senza dare ulteriori dettagli. Bocche cucite anche tra le forze dell'ordine e il prefetto, che evitano qualsiasi commento. Dopo una settimana di dibattito in città, seguito la decisione del prefetto di individuare attraverso il questore possibili zone rosse a Padova, la questione
viene congelata e posticipata alle prossime riunioni. Sorprende che il tema sia uscito all'ultimo momento dall'ordine del giorno del vertice, una decisione forse dettata dalla volontà del prefetto di abbassare le luci sulla questione che all'interno della maggioranza in comune sta contrapponendo le diverse anime. Lo stesso sindaco era stato cauto dopo le parole del prefetto Forlenza, che annunciavano di voler seguire le direttive del ministro dell'Interno Piantedosi di istituire zone rosse anche a Padova come in altre città d'Italia. Giordani si era limitato a rispondere di attendere le indicazioni e valutare i provvedimenti necessari. Anche l'assessore alla sicurezza Diego Bonavina aveva mostrato perplessità, visto che lo strumento del DASPO, ha detto nei giorni scorsi, è già previsto dall'ordinamento di polizia urbana. A Venezia invece Piazzale Roma e Stazione sono zone rosse. Per il Carnevale di Venezia saranno introdotte delle aree off limits per chi ha precedenti penali, per garantire la sicurezza senza compromettere l'atmosfera festosa dell'evento. Dopo le aree rosse del Comune di Venezia, al via anche le zone rosse della Prefettura. Il prefetto di Venezia, Darco Pellos, ha annunciato l'introduzione delle nuove zone durante il prossimo Carnevale. Le aree saranno basate sul programma della manifestazione e integrate dalla direttiva Piantedosi, mirata a rendere alcune aree urbane off limits per chi ha precedenti penali. Pellos ha sottolineato l'importanza di mantenere un alto livello di vigilanza, soprattutto nel centro storico, già soggetto a misure specifiche su iniziativa del Comune di Venezia con le aree rosse, dove è possibile emanare i DASPO urbani e quindi gli ordini di allontanamento. Queste sono attive nel territorio comunale dal 2019 e riguarda tutta l'area UNESCO e quindi il centro storico, mentre per la terraferma abbiamo le stazioni ferroviarie, gli aeroporti, la marittima, le chiese, le scuole, le piazze e naturalmente gli impianti sportivi. Il prefetto ha evidenziato che il regolamento di polizia urbana del Comune di Venezia ha già mostrato efficacia nell'ultimo anno con l'allontanamento di oltre 1000 persone durante il Carnevale. L'obiettivo del prefetto è garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti senza compromettere l'atmosfera festosa del Carnevale. Pellos ha ricordato che Venezia, già solitamente affollata, diventa ancora più vulnerabile durante l'evento, attirando borseggiatori pronti ad approfittare della folla tra la stazione e Piazzale Roma. Come amministrazione comunale, massima collaborazione con i provvedimenti del prefetto, che ringrazio per il grande lavoro che sta facendo nel nostro territorio. Ed ora restiamo a Venezia per aprire una finestra sulla situazione economica della nostra regione. A Palazzo Balbi infatti il punto con l'assessore Mantoan sulle crisi aziendali aperte in Veneto. Ci colleghiamo con Filippo Fois. A te buongiorno. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Effettivamente tra pochissimi minuti ci sarà una conferenza stampa nella quale si farà il punto delle crisi aziendali che la Regione ha dovuto affrontare nel 2024. Noi però ringraziamo l'assessore Mantoan che ci ha accolto nel suo studio pochi minuti prima di questa conferenza stampa, anche per darci qualche anticipazione. Che anno è stato il 2024 dal punto di vista delle crisi aziendali in Veneto? È stato un anno importante. Nel 2024 infatti sono stati gestiti 71 tavoli di crisi complesse per oltre 14.000 lavoratori ed oggi al termine di questo anno e quindi per il 2025 ci approntiamo ad affrontare i 43 tavoli che sono effettivamente rimasti aperti, che richiederanno chiaramente la prosecuzione del nostro impegno in questo senso. Quali sono i settori che stanno manifestando più difficoltà? Metalmeccanico si può dire e moda, quindi anzi abbiamo proprio per questo fatto 2 tavoli settoriali, uno legato all'automotive e uno legato alla moda, che vedranno a breve la convocazione di ulteriori tavoli più tecnici. E però mi sento anche di dire che si parla del metalmeccanico che in qualche modo cresce nella richiesta di intervento da parte della Regione, anche un po' per cultura sindacale, perché sono molto più abituati a richiedere il nostro intervento in questo senso. Prima osservavamo come naturalmente siamo sempre più legati
dinamiche internazionali, sia economiche che politiche. Spesso, tra l'altro, dovete anche confrontarvi con dei grossissimi gruppi multinazionali che da soli magari fanno il PIL di un paese medio-piccolo. Come sono le risposte? Come si svolgono queste trattative? Allora, noi siamo al centro di profonde trasformazioni globali, quindi che non dipendono direttamente dalla Regione Veneto, ma dipendono dal contesto europeo, dal contesto globale. Siamo al centro di trasformazioni ambientali, digitali. L'intelligenza artificiale, ad esempio, è uno di questi fattori di cui si parla molto spesso, e chiaramente questo comporta dei cambiamenti anche nel modo di pensare, nel modo di produrre, nel modo di commercializzare, e dunque noi dobbiamo essere capaci, come credo saremo vista la capacità imprenditoriale dei veneti, di sapere interpretare questi cambiamenti e di reagire in modo tale appunto di non subirli con conseguenze che possono essere a lungo andare negative. Il Veneto, è l'ultima domanda che le faccio perché poi dobbiamo scappare in conferenza stampa, il Veneto è ancora un'isola felice per quello che riguarda l'economia, le aziende? Il Veneto è un modello di riferimento, un modello di esempio per il contesto diciamo settentrionale, ma anche dal punto di vista nazionale. È chiaro però che le nostre eccellenze vanno preservate, la maggior parte è fatta di piccole e medie imprese che in momenti di di profondi cambiamenti devono avere anche il supporto delle istituzioni, e mi sento di dire che il modello Veneto è un modello molto importante perché ha sempre fatto della concertazione lo strumento idoneo per in qualche modo interpretare questi fenomeni che portano dei mutamenti anche dal punto di vista del modello economico. Grazie all'assessore Valeria Mantovano, assessore regionale al lavoro, naturalmente in bocca al lupo, e per tutti gli aggiornamenti, poi con i numeri che saranno resi noti tra poco, ne riparleremo nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Intanto restituiamo la linea allo studio. Grazie a Filippo Fois con Sandro Ponchio per questo collegamento da Venezia. Noi continuiamo con la cronaca, andiamo a Vicenza dove le Fiamme Gialle hanno sequestrato 350 magliette da calcio contraffatte. Blitz delle Fiamme Gialle al mercato infrasettimanale del comune di Malo, in cui i militari hanno accertato la presenza di uno stand ambulante che esponeva magliette di calcio riferibili a vari club italiani e stranieri e a diverse squadre nazionali. La merce, secondo gli accertamenti dei militari, riproduceva nomi di calciatori, l'indicazione degli sponsor, i colori e i simboli delle squadre di calcio originali. È stata così riscontrata la non genuinità dei prodotti, in quanto caratterizzati sia dall'assenza di indicazione relativa ad eventuali licenze, sia per l'utilizzo di materiali difformi dagli originali, ma comunque idonei a trarre in inganno il consumatore finale. All'esito del controllo sono stati sequestrati 350 capi d'abbigliamento e per il responsabile dell'attività, un cittadino straniero, è scattata la denuncia con l'accusa di ricettazione, vendita di prodotti con segni mendaci e contraffazione. Clima politico molto teso a Treviso in questi giorni, dove le tensioni tra alleati del centrodestra esplodono sul tema della sicurezza. 2 giorni fa il ministro trevigiano Carlo Nordio aveva definito la città poco sicura. Chiacchiere attacca il sindaco leghista Conte, che questa mattina ha incontrato il ministro Piantedosi. Evidentemente qualcuno fuori dal Consiglio Comunale cerca di destabilizzare. L'importante è che se qualcuno se la deve prendere, se la prenda con il sindaco, ma non venga danneggiata l'immagine di una città soltanto per motivi politici. Di rientro da Vilnius, Mario Conte non poteva essere più chiaro. Qualcuno sta tentando di avvelenare i pozzi a Casugana con il tema della sicurezza che fa da detonatore, e non potrebbe essere altrimenti dopo la nota del ministro alla giustizia Carlo Nordio, che incontrando i vertici di Fratelli d'Italia, cittadini e provinciali, ha parlato di una Treviso poco sicura, dove la gente ha paura di passeggiare in centro. Apriti cielo, dopo la diplomazia delle prime ore, Conte passa all'attacco. Oggi, oltre ai proclami, gli chiediamo di mettersi ancora una volta accanto agli amministratori, portando concretamente delle soluzioni. Quindi fermare l'immigrazione clandestina, mettere in campo delle regole che siano rispettate da tutti con la certezza della pena, e soprattutto incrementare il personale delle forze dell'ordine nei nostri territori. Il resto sono tutte chiare. Ma lo sfogo non finisce qui. Lo stesso primo cittadino accelera l'incontro con un altro ministro, quello dell'interno. La differenza tra chi fa l'amministratore e chi fa politica è che chi fa politica cerca di scaricare le proprie responsabilità sugli amministratori. Gli amministratori si
rimboccano le maniche e lavorano, tant'è che domani molto probabilmente cercherò di incontrare anche il ministro Piantedosi, perché per noi la priorità è ripristinare la sicurezza nella nostra città. Nel dibattito innescato da Nordio entra a gamba tesa in mattinata lo sceriffo Giancarlo Gentilini. Nordio ha perfettamente ragione, c'è stato un troppo lassismo. Io ho sempre detto baionetta in bocca e questo è l'ordine che io davo ai miei tempi e quindi chi sbagliava doveva pagare immediatamente. Quanto ha detto Gentilini è esattamente ciò che penso io. C'è da dire che rispetto a 20 anni fa è cambiato il tessuto sociale della nostra città. Quando Gentilini era sindaco. Insomma, altri tempi, ribatte Conte, ben sapendo che quelli attuali sono segnati da elezioni regionali e dopo Zaia, famelici, impreparati, perdenti, la descrizione dei meloniani attribuita allo stesso Conte dal quotidiano Il Foglio, giudicata quantomeno offensiva in studio a Ring da Claudio Borgia, presidente trevigiano di Fratelli d'Italia. Evidentemente Claudio Borgia racconta qualche bugia. Tra l'altro proprio il segretario provinciale Claudio Borgia era stato tempestivamente informato dell'accaduto dal sottoscritto, con il quale mi ero chiarito, gli avevo trasmesso in copia anche la smentita e quindi mi sembra francamente una grande arrampicata negli specchi, però non mi interessa, cioè io non devo scusarmi di cose che non ho detto. Non è mia intenzione alimentare nessuna polemica politica con gli alleati, noi attendavamo una smentita pubblica da parte del sindaco Mario Conte. Prendiamo atto che sono arrivate oggi e adesso, visto che tutti siamo amministratori locali, possiamo tornare ad occuparci dei problemi reali dei cittadini. Ecco il sindaco di Treviso Mario Conte da Vilnius, dove si trovava, l'avete visto appunto nel servizio per la premiazione delle città Green Leaf, appunto Treviso era coinvolta, si è recato direttamente a Roma questa mattina per incontrare il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e proprio ora c'è arrivata una dichiarazione del sindaco sull'esito di questo incontro. La sentiamo insieme. Anticipare il mio rientro da Vilnius, dalla Lituania, per venire ad incontrare il ministro Piantedosi, anche a seguito delle recenti dichiarazioni che sono apparse nei quotidiani, dove si mette al centro dell'attenzione del dibattito cittadino il tema della sicurezza. Certamente sono successi degli episodi spiacevoli, drammatici, ai quali non siamo abituati e ai quali non vogliamo in alcun modo abituarci, e per questo dobbiamo lavorare sodo, in squadra, per riportare la sicurezza nella nostra città, sia reale, come descrivono perfettamente i numeri delle nostre forze dell'ordine, sia percepita, perché anche la percezione di sicurezza è un elemento fondamentale che dà serenità alla comunità o in alcuni casi la toglie. Gli episodi recentemente successi tolgono la serenità alla comunità e quindi su questo noi dobbiamo lavorare. Ringrazio il ministro Piantedosi per l'immediata disponibilità ad un incontro dove abbiamo analizzato con grande responsabilità e grande serietà tutti i numeri reali della nostra città, evidenziando un grande lavoro da parte delle nostre forze dell'ordine. Quindi fatemi ringraziare la Questura di Treviso, il Comando Provinciale dei Carabinieri, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza e tutte le polizie locali, a partire da quelle di Treviso, ma anche quelle dei comuni limitrofi, perché è proprio evidenziato un grande lavoro di repressione da parte delle nostre forze dell'ordine. Un dato che preoccupa molto e che vede un aumento sia su scala nazionale ma anche nella nostra città sono i reati commessi da extracomunitari. Questo è un dato di fatto che deve essere preso in considerazione sia dagli amministratori locali ma soprattutto dal governo, e devo dire che è forte la determinazione da parte del ministro Piantedosi e di tutto il governo di stringere da un punto di vista degli ingressi nel nostro paese e soprattutto trovare delle norme adeguate che possano consentire alle forze dell'ordine di liberare i nostri territori da quelle persone che vengono esclusivamente per delinquere. Siamo arrivati alla conclusione di questo incontro con le idee chiare, il ministro ha garantito rinforzi da un punto di vista degli organici, sono da poco arrivati nuovi agenti della Polizia di Stato, arriveranno ulteriori carabinieri nelle nostre stazioni territoriali e quindi
ringrazio davvero il Ministro per questa sensibilità, ma faremo di più insieme ad ANCI Veneto, quindi alla rete dei comuni veneti stipuleremo un protocollo per la sicurezza dove il Ministero garantisce investimenti puntuali e straordinari destinati ai comuni veneti in modo tale da consentire a tutti i comuni, piccoli, medi o grandi che siano della Regione Veneto, di incrementare la rete di videocamere di sorveglianza, incrementeremo gli organici e soprattutto lavoreremo insieme ai ministeri, quindi a Piantedosi, così come al Ministro Nordio, per mettere mano alle norme che consentano di avere leggi chiare, rispettate da tutti, ma soprattutto lavoreremo per la certezza della pena, che è uno strumento essenziale per dare dei segnali di legalità a tutti coloro che nel nostro territorio vogliono venire per costruire un futuro e soprattutto per garantire alle nostre comunità la serenità che meritano e che ci chiedono. Ecco, queste dunque le parole del sindaco di Treviso Mario Conte, appena uscito dall'incontro a Roma con il ministro degli interni Piantedosi. Ma intanto la questione sicurezza infiamma il dibattito politico in città, non solo tra alleati di governo ma anche tra maggioranza ed opposizione. Il PD va all'attacco e di città ormai morta parla anche il barista Andrea Penzo Aiello, già presidente di Veneto Imprese Unite. Perché la questione è che il centrodestra sta litigando per le regionali, il problema è chi è più forte uno con l'altro e non si occupano della sicurezza. È vero che questa zona è militarizzata, ma c'è gran parte della città invece che è molto più insicura. Tra l'altro, oltre a militarizzare, altri progetti ci sono, bisogna anche costruire un percorso per recuperare questi ragazzi che comunque stanno mettendo a ferro a fuoco la città. Quello del centrodestra sui temi della sicurezza sembra più un cortocircuito che un dibattito interno. Questa è la linea del Partito Democratico, che così si insinua nelle spaccature, forse lacerazioni tra alleati. C'è solo una cosa che sia il sindaco Conte che il ministro Nordio dimenticano di dire, cioè che la destra è al governo del paese da 2 anni e di Treviso da decenni. Possibile che siamo fermi ai commenti apocalittici, ai proclami e alle frecciatine interne al centrodestra? Situazione che il segretario PD Veneto Andrea Martella definisce paradossale. Se Nordio vuole davvero affrontare il tema della sicurezza, se ne assuma le responsabilità. Le parole di Martella, ma il dibattito non è solo politico. Andrea Penzo Aiello è barista in centro ed ex presidente di Veneto Imprese Unite. Sui social ha detto provocatoriamente che oggi è peggio della pandemia. Il tema sicurezza oggi va a incastrarsi in uno scenario già drastico e drammatico e di conseguenza non fa altro che peggiorare. È un tema sicurezza che va affrontato perché effettivamente c'è, perché i casi di cronaca sono all'ordine del giorno. D'altro canto però ci sta anche creando una paura verso l'utente, magari non sempre così tanto giustificata. L'allarmismo crea desertificazione e la desertificazione dà terreno fertile per ulteriore degrado. Di conseguenza dobbiamo tornare a vivere la città e a far vivere la città per essere noi con la nostra presenza il primo presidio. Intanto forze dell'ordine ed esercito, anche a seguito delle numerose risse e aggressioni di queste ultime settimane, continuano a fare la spola soprattutto nella zona calda di Via Roma, dove Filippo Bisori, giovane negoziante, esprime un mezzo timore che è anche una richiesta. La mia paura è che questi controlli siano eccezionali perché, dovuto a tutta questa commissione di fatti appena dette, temo che magari per una settimana, qualche giorno faranno così per dire ecco la situazione è sicura e poi si torna alla normalità. Ed ora con la cronaca andiamo a Vicenza, dove Luisa Bertini ci racconta l'ultimo episodio di violenza accaduto in città. Un netturbino è stato picchiato, sentiamo. Ennesima aggressione a Vicenza, siamo nel quartiere Laghetto dove ieri si sarebbe consumata un'aggressione ad un netturbino. Sono in compagnia con Carola Paggin, coordinatrice Will Veneto Vicenza, per parlare proprio del tema delle aggressioni che si stanno acuendo nei confronti dei dipendenti di chi esercita la propria professione. Un commento? Sì, dipendenti che esercitano servizi essenziali quali la sanità, la pulizia, l'ordine, quindi infermieri, polizia locale,
questo caso nel Turbino, servizi pubblici essenziali. Ci preoccupa la situazione che sta diventando sempre più frequenti, questi casi di aggressione sono sempre più frequenti e ai danni di persone che esercitano semplicemente il proprio dovere nel tutelare la sicurezza e i diritti e la salute delle persone, dei cittadini. Adesso, prima di tornare a parlarne, io lancerei il servizio che guardiamo insieme. Violenza per strada, in pieno giorno. Quartiere Laghetto, un operatore ecologico che sta lavorando alla pulizia della via saluta una ragazza che sta passando e si scatena il pandemonio. I due fratelli della giovane non apprezzano e lo aggrediscono. E quanto sarebbe successo a Vicenza? Dalle notizie che stanno circolando sembrerebbe che l'operatore ecologico, che in quel momento stava lavorando con un collega, sarebbe stato trascinato fuori dal camioncino, buttato a terra e colpito violentemente. Poi i due, presumibilmente stranieri, si sarebbero allontanati. A quel punto è stato lanciato l'allarme alle forze dell'ordine. Sul posto sarebbe arrivata una pattuglia delle volanti per raccogliere testimonianze e informazioni utili. Sul posto anche un'ambulanza del SUEM 118 che avrebbe portato il ferito al pronto soccorso, per fortuna non in gravi condizioni. Ora toccherà agli investigatori, una volta chiarita l'esatta dinamica di quanto accaduto, risalire ai responsabili. Ecco, abbiamo sentito quanto accaduto, voi da parte del sindacato chiedete una maggiore tutela nei confronti dei lavoratori in generale, abbiamo sentito l'ultimo episodio anche relativo a un'infermiera, quest'estate molti episodi nei confronti della polizia locale. Stiamo parlando di sicurezza nei luoghi di lavoro. Quando succedono questi fatti mettiamo a rischio l'incolumità dei lavoratori e delle lavoratrici. È inaccettabile, ci devono essere più tutele, più sicurezza sul lavoro. Will è in prima persona in campo per la tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro. È inaccettabile che lavoratori che esercitano il proprio compito e il proprio dovere a tutela dei cittadini siano sottoposti appunto a queste situazioni di pericolo per la loro incolumità e per la loro salute. Ecco, abbiamo sentito il commento, io ringrazio la nostra ospite per essere stata con noi. Ed ancora cronaca da Padova, scoperta vicino alla stazione una bisca clandestina, il blitz della polizia che all'interno del circolo privato ha trovato numerosi giocatori, denunciati 4 cinesi per gioco d'azzardo, nei guai anche il titolare del locale. Carte da poker in mano, sul tavolo invece centinaia di euro. Il blitz della polizia all'interno di un circolo privato di un'associazione culturale cinese ha interrotto la partita tra alcuni avventori. La bisca clandestina in pieno giorno scoperta dalla pattuglia della questura durante un controllo del territorio in zona stazione. I poliziotti, passando per via Valeri, avevano notato la porta aperta dell'associazione ricreativa e una volta entrati hanno trovato 8 persone, tutti cinesi, 4 di loro impegnati a giocare a carte e oltre 100 euro in contanti. In un tavolino invece un gioco tipico cinese chiamato Mahjong. I 4 giocatori d'azzardo sono stati denunciati, hanno tutti precedenti di vario tipo. Identificata e denunciata anche la titolare del circolo, una 56enne cinese con precedenti proprio per gioco d'azzardo. Altri 2 clienti sono stati identificati e si è scoperto essere clandestini. Il questore di Padova ora sta valutando la possibile revoca della licenza per il locale. Dopo 2 settimane di indagini è stato denunciato l'autore della violenta aggressione dello scorso 4 gennaio a Conegliano con vittima un pakistano. Si tratta di un 23enne senegalese. In tutta la Marca cresce un fenomeno, quello delle armi tra i giovani. Grazie all'approfondimento investigativo che è stato fatto dai militari della compagnia di Conegliano è stato identificato un 23enne senegalese. Sono arrivati a lui incrociando testimonianze e immagini della videosorveglianza i carabinieri della città del Cima, oltre 2 settimane di indagini serrate che hanno permesso di dare un nome e un volto all'autore della brutale aggressione ai danni di un pakistano 47enne ferito gravemente al collo da un coccio di bottiglia. Era la sera del 4 gennaio nel parcheggio del supermercato
supermercato Prix di Viale Venezia, sullo sfondo tanto, troppo alcol. Dai primi accertamenti che abbiamo fatto, la lite che è scaturita per futili motivi era comunque alimentata dall'abuso di alcol. Il 23enne senegalese regolare sul territorio incensurato è stato denunciato in stato di libertà. Più in generale proseguono senza sosta i controlli dell'arma, intensificati nelle ultime settimane dopo i fatti di via Castelmenardo a Treviso, e quello che si registra un fenomeno inquietante, la diffusione di armi tra i più giovani. Non abbiamo statistiche che riguardano questi casi. Sicuramente gli ultimi episodi pongono il problema dell'utilizzo di strumenti atti ad offendere in mano a giovani che chiaramente ne fanno un uso illegale. Una tendenza quindi, ma dal comando di via Cornarotta arriva un messaggio chiaro. Probabilmente la percezione che il comportamento sia un comportamento che non ha risvolti penali agevoli questo tipo di pratica. In realtà il portare un oggetto atto ad offendere senza giustificato motivo è un reato. Minacce con il coltello, calci e schiaffi a 2 minori in carcere. Il 18enne colpevole anche di altri reati alla persona e al patrimonio compiuti la scorsa estate in provincia di Treviso. Tra questi anche il furto di un van ad una famiglia inglese in visita alla città di Treviso. Schiaffi, minacce, armato di coltello e calci forti al punto da perdere le scarpe. Si trova ora in carcere il 18enne di Silea che lo scorso agosto ha aggredito con violenza 2 minorenni al parco vittime delle foibe di Biancade, rapinandoli di vestiti, catenine d'oro, cellulari e contanti. L'aggressione è partita da uno sguardo di troppo, i 2 minorenni presi di mira dalla baby gang guidata dal 18enne che attorno a sé aveva altri 5 minori complici. Colpevole uno dei 2 ragazzi, secondo un amico del bullo, di aver offeso la sua famiglia. Da qui le botte e le minacce arrivate al punto da far spogliare uno dei 2 minori lasciandolo di sera in biancheria intima in mezzo al parco. Non contento, il 18enne dopo le violenze ha costretto uno dei 2 minori ad andare a prelevare al bancomat più vicino e sono state proprio le immagini delle telecamere di videosorveglianza e le testimonianze delle vittime a portare all'identificazione del 18enne violento. Il giovane non è nuovo a reati di questo tipo. Appena il giorno prima dell'aggressione con altri 2 amici, una ragazza e un ragazzo minori, è stato protagonista di un furto al supermercato Prix di Conegliano. Colti in flagranza i complici usciti dal supermercato, il 18enne era stato trovato dalle forze dell'ordine seduto a terra a mangiare un panino e bere bibite energetiche. Non solo, il giovane era tra i ragazzi che la scorsa estate avevano rubato un van ad una famiglia inglese in vacanza nel nostro territorio. La custodia in carcere, secondo il GIP, sarebbe dunque necessaria sia per la gravità degli episodi sia per concreti rischi di reiterazione dei reati. Radames Major, soprannominato il boss dei giostrai, è stato arrestato dai carabinieri di San Donà di Piave per il suo coinvolgimento nell'assalto armato a Cavallino Tre Porti a casa della famiglia Biondo nel febbraio dell'anno scorso. Durante la rapina fu ferito anche con un colpo di pistola il 33enne Alberto Biondo. Sappiamo già tutto, siamo a posto, grazie, arrivederci. La famiglia Biondo preferisce non rilasciare commenti. Un anno dopo quell'incubo non è ancora del tutto passato, ma un tassello fondamentale è stato aggiunto con l'arresto di Radames Major, il 71enne trevigiano soprannominato il boss dei giostrai, è stato bloccato dai carabinieri di San Donà di Piave. Per gli inquirenti è uno degli autori dell'assalto armato avvenuto nel febbraio 2024 a Caballarin, nel comune di Cavallino Tre Porti. Se entrai in casa da me basso, dopo che andai da sola non ho visto più. Entrai dentro, dopo trovavo mio figlio che è mio nipote che ha combattuto. Così il giorno dopo raccontava il terrore di quei momenti Piero, il nonno di Alberto Biondo, il 33enne che nel tentativo di proteggere il padre, picchiato selvaggiamente dai banditi, rimase gravemente ferito alla gamba da un colpo di pistola. E io da dietro istintivamente l'ho preso e l'ho tenuto duro finché potevo, ma in quel momento lui quel calcio da pistola faceva così, dietro mi dava i colpi tutti sulla testa, ero tutto pieno di sangue. E dicevo a mio figlio Alberto dammi una mano
e in quel momento lui mi ha detto no, non ce la faccio, mi mega sparare, e mi hanno sparato. Pochi giorni dopo la rapina, un 56enne, sempre del Trevigiano, ritenuto l'autista del comando, era stato arrestato grazie alle telecamere di sorveglianza e ai tabulati telefonici. Le indagini condotte dai Carabinieri di Venezia sono comunque proseguite per quasi un anno, portando all'identificazione e all'arresto di Radames Major grazie alle testimonianze, ai filmati di sorveglianza e alle analisi di tracce biologiche. Lunedì scorso Major è stato interrogato dal GIP di Venezia, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Il 71enne, noto come l'egiziano, vanta un curriculum criminale di spessore. Ha scontato oltre 20 anni di prigione ed è il padre di quel Manuel Major, giovane giostraio ucciso dal vigilante Massimo Zen mentre stava fuggendo dopo aver compiuto furti a dei bancomat. A Caballarin la notizia dell'arresto è stata accolta con sollievo. Vediamo cosa succede, insomma. Che viene fuori anche quest'altri, erano in 3. Ed ora con la cronaca giudiziaria andiamo a Treviso, al Tribunale di Treviso è iniziato questa mattina il processo per l'omicidio di Margherita Ceschin, la 72enne uccisa nella sua abitazione a Conegliano nel giugno del 2023. Ci aggiorna in diretta dal Tribunale Lina Paronetto. Buongiorno Lina. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori. Sì, sono qui davanti a Palazzo di Giustizia, siamo uscite un attimo per il collegamento, io e Nicoletta Rizzetto. Dicevi bene, si è aperto formalmente il processo in Corte d'Assise per l'omicidio nel giugno del 2023 della 72enne, come dicevi, Margherita Ceschin. Ancora sono in corso le procedure per unificare i due fascicoli, quello a carico di José Mateo Garcia e Candy Rodriguez, che erano materialmente presenti in aula questa mattina. Lui è detenuto in carcere, lei agli arresti domiciliari. Lui sarebbe, secondo l'accusa, arrivato dalla Spagna appositamente per eseguire l'omicidio su commissione. Questo l'impianto accusatorio della procura, ideata dall'ex marito Enzo Lorenzon. Gli altri 3 imputati, compreso Lorenzon, non sono presenti. È possibile che Lorenzon non sarà neppure mai presente, accennava il pubblico ministero per Numian, perché in condizioni, a quanto sostengono evidentemente i suoi medici, di salute precarie e quindi non in grado di sostenere la presenza in aula. Gli avvocati difensori hanno presentato una serie di eccezioni, le stesse che erano state rigettate dal GIP, le hanno ripresentate ai giudici togati e popolari che compongono la Corte d'Assise. Se una sola di queste eccezioni dovesse essere accolta, il processo rischia di ripartire da zero, perché la richiesta è quella di rimandare le carte al PM e di ricominciare da zero. È già stata calendarizzata una prossima udienza per il 20 di febbraio, bisognerà capire cosa deciderà la Corte, che si è riservata su tutta una serie di aspetti che concernono principalmente quelli che secondo i difensori sono dei diritti alla difesa negati agli imputati che non avrebbero beneficiato, come nel caso di José Mateo Garcia, della traduzione degli atti e quindi della piena consapevolezza prima della loro incarcerazione di quello che gli veniva contestato. Quindi una udienza ancora estremamente tecnica, Marta, non ci sono stati ancora testi, non si è entrati nel vivo di quelli che sono i contenuti. Il pubblico ministero ha chiesto che venga il deposito di tutta una serie di materiali, tra cui le chat, i dispositivi tecnologici sequestrati agli imputati. In questo momento, mentre noi vi parliamo, stanno parlando nuovamente gli avvocati difensori, con ulteriori eccezioni legate alla forma. In particolare l'avvocato Fabio Crea sta sostenendo tutta una serie di questioni legate alla forma che non sarebbero state dal suo punto di vista osservate, che potrebbero invalidare in parte gli atti. Adesso seguiremo naturalmente il proseguo, gli altri aggiornamenti nel corso dei telegiornali di questa sera. Per ora con Nicoletta Rizzetto restituiamo la linea.
Grazie Lina, buon lavoro a te e alla collega per seguire questo dibattimento iniziato appunto quest'oggi in tribunale a Treviso. Noi continuiamo con la cronaca da Treviso per parlare di furti, ancora furti, perché un 23enne ed un 21enne di origine bosniaca sono stati denunciati per aver rubato preziosi in 2 case a Casier e Preganziol lo scorso 24 di ottobre. L'indagine dei carabinieri era iniziata grazie all'alert notificato dai lettori di targa della zona. Hanno rubato monili in oro, effetti personali e occhiali di marca introducendosi in 2 abitazioni a Preganziolo e Casier lo scorso 24 ottobre. Sono stati denunciati per furto e tentato furto aggravato un 23enne e un 21enne di origine kosovara e albanese che per i loro colpi usavano auto intestate a prestanomi. È quanto emerge dall'indagine dei carabinieri di Dosson. Infatti, grazie all'alert dei lettori di targa era stata segnalata una vettura sospetta, di cui le ricerche che hanno portato a identificare e denunciare i 2 ventenni stranieri autori dei furti. In entrambe le occasioni i malviventi avevano agito utilizzando un'auto, una Peugeot 308 intestata a un uomo di 49 anni di origine italiana, noto come prestanome, tecnica mirata a ostacolare le indagini. Dalla notifica degli occhi elettronici, i militari dell'Arma sono poi riusciti a risalire al modus operandi dei 2 e a rintracciarli. L'auto è stata ora posta sotto sequestro. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, linea alla regia. A tra poco, restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Andiamo ora a Rosolina per un episodio misterioso sul quale si sta interrogando la cittadinanza. Sulla spiaggia di Rosolina sono comparsi migliaia di dischetti di plastica portati evidentemente dal mare. Abbiamo in collegamento il sindaco Michele Grossato. Buongiorno sindaco, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi. Ecco, allora, che cosa sta succedendo sulla spiaggia di Rosolina? Sì, abbiamo da gennaio praticamente, inizio mese, sono stati fatti questi ritrovamenti di questi particolari dischetti di plastica. Non sono tantissimi, però gli amanti della passeggiata in riva al mare li stanno anche raccogliendo. È un fenomeno che adesso sembra sia un po' fermato, però fino alla scorsa settimana c'era la presenza veramente massiccia di questi dischettini di plastica che non sapevamo ovviamente l'origine o cosa fossero, e poi i social ovviamente fanno da tramite e si ipotizzano le più svariate provenienze. Adesso abbiamo appurato che si tratta di un sistema che viene utilizzato nella depurazione delle acque reflue da alcuni depuratori, però facendo anche un'indagine qui nella nostra zona non abbiamo depuratori che li stanno utilizzando. Molto probabilmente sapete che il mare è quello che l'uomo purtroppo butta e poi col tempo ti restituisce tutto. Poi Rosolina Mare geograficamente è contornata dai 2 fiumi più importanti d'Italia, che è il fiume Adige e il fiume Po. Di conseguenza diventa un po' difficile sapere da dove parte il viaggio che fa questo materiale plastico. Adesso stiamo interloquendo con i carabinieri forestali per capire se abbiamo qualche notizia in più e per verificare questo fenomeno che inizia a farsi sentire un po' un tormentone di gennaio per la spiaggia di Rosolina Mare. Certo, quindi non si è ancora capito da dove arrivi questo inquinamento da plastica, da dove siano partiti questi dischetti. Nel frattempo, sindaco, immagino che vi stiate in qualche maniera muovendo per raccoglierli, per ripulire la spiaggia. Certo, in inverno la stagione è ancora lontana, però è chiaro che poi magari se dovesse arrivare anche qualche mareggiata, questi dischetti tornerebbero nuovamente in mare per essere poi abbandonati chissà dove e contribuire all'inquinamento del mare e delle coste.
Sì, fortunatamente si riesce sia anche i vari gruppi di volontariato, che ce ne sono tantissimi, che fanno le raccolte su spiaggia, ma anche gli stessi cittadini che vanno a passeggiare li raccolgono. Noi non abbiamo ancora previsto, visto che siamo ancora a gennaio, ancora un po' presto, e fatta anche una verifica la scorsa settimana, adesso non se ne vedevano più perché probabilmente sono stati raccolti, però lo dobbiamo un po' capire. Io tra l'altro a fine dell'anno scorso ho fatto un'ordinanza dove ho permesso ai residenti, ai cittadini di poter raccogliere la legna spiaggiata, in quanto l'anno scorso, soprattutto con le varie inondazioni che ci sono state a monte, ci siamo trovati la battigia piena di tronchi e perciò abbiamo permesso ai nostri concittadini, ai residenti del Delta del Po, ovviamente dando opportuna segnalazione, di accedere alla spiaggia, di poter raccogliere la legna da utilizzare anche per il riscaldamento domestico. E nel contempo sappiamo che ci sono anche delle persone che quotidianamente raccolgono la plastica. Abbiamo un gruppo tra l'altro di volontari del WWF che si chiama Io Raccolgo, che fanno un lavoro veramente eccezionale e che quotidianamente monitorano soprattutto la parte del giardino botanico di Porto Caleri. Plastic Free fa delle raccolte, perciò tutti insieme, insomma, con il buon senso civico stiamo tenendo a bada questo fenomeno. Però ecco, va monitorato perché non sappiamo nei prossimi mesi cosa potrà avvenire. Certo, giardino botanico, tra l'altro lei ricordava che è il fiore all'occhiello, insomma, del litorale di Rosolina, un'area protetta e che chiaramente è ancora più importante venga tutelata e pulita. Ben vengano quindi le azioni dei cittadini, così come quella di tutti noi nel cercare di tenere pulito l'ambiente, quindi anche un appello, diciamo, questo che possiamo fare alle persone, non solo a non abbandonare i rifiuti, che è tra l'altro un reato, ma anche a cercare di tenere pulito l'ambiente raccogliendoli laddove è possibile, come sta accadendo appunto in questo caso anche sulla spiaggia di Rosolina. Assolutamente, anche perché noi siamo nel Parco del Delta del Po, area Mabunesco, e volutamente in alcune anche oasi naturalistiche che abbiamo nel nostro territorio comunale non ci sono i cestini. Non ci sono proprio volutamente perché vogliamo che chi produce un rifiuto abbia poi anche la contezza di portarselo a casa e di smaltirlo in maniera dovuta, perché si rischia spesso e volentieri che i cestini pubblici diventano delle mini discariche. Proviamo insomma a fare anche un'adeguata educazione ambientale di rispetto, anche chi ad esempio va in spiaggia durante il periodo estivo nell'area naturalistica del Giardino Botanico che abbiamo poco citato, ma tutta la spiaggia di Caleri è una spiaggia pubblica, libera, naturalistica, anche lì non ci sono cestini, non ci sono isole ecologiche perché l'educazione ambientale vuole che chi produce il rifiuto poi finita la giornata di tintarella se lo porti a casa e lo smaltisca secondo i criteri insomma della differenziata. Tra l'altro sono zone, no, anche sindaco, particolarmente delicate come ecosistema, diverse specie protette di uccelli nidificano in quella spiaggia, quindi insomma la raccomandazione è massima anche quando si va a passeggiare, no? nello stare attenti a dove si cammina, a quello che si fa. Assolutamente, anche perché spesso e volentieri qualcuno si inventa dei passaggi sul sottobosco della Pineta. Noi abbiamo una pineta rigogliosissima, ci sono dei sentieri che si possono adoperare, ma spesso e volentieri qualcuno si inventa di farne di nuovi. Poi ovviamente il successivo calpestamento va a sacrificare anche delle specie in vegetazione, il muschio, cioè tutte le fragilità insomma, che ha un ambiente come il nostro e che va assolutamente tutelato. Poi abbiamo l'aspetto poi dell'acqua che ha perso purtroppo tantissima salinità proprio grazie a queste abbondanti piogge e alluvioni che abbiamo avuto e abbiamo registrato lo scorso anno e questo è uno dei fenomeni che ha scaturito l'inserimento del granchio blu, la specie aliena che sta dando delle grosse noie al settore ittico. Perciò ecco, è tutto un sistema molto delicato, fragile, che va monitorato costantemente perché la biodiversità che abbiamo nel nostro territorio va salvaguardata e di conseguenza dobbiamo fare delle azioni e queste azioni devono essere fatte anche insieme
al buon senso civico dei nostri turisti, dei nostri concittadini. Certo, a maggior ragione fa arrabbiare, quindi no, quando si verificano questi episodi di abbandono selvaggio, insomma, di rifiuti. Adesso vedremo se le indagini dei carabinieri forestali riusciranno ad appurare da dove arrivino questi dischi. Si era ipotizzato anche arrivassero addirittura dalla Campania, dove c'era stato un caso simile, no, Sindaco, di un inquinamento da dischi di plastica molto simili a questi in seguito al malfunzionamento di un depuratore. Sarà tutto da capire, insomma, se addirittura dalla Campania possano essere arrivati fin lì. Certo è che di inquinamento, insomma, si tratta. Sì, questo è un fenomeno che è stato registrato nel 2018, se non sbaglio 2019, e tra l'altro hanno anche identificato con la colpevolezza 8 o 9 dirigenti di un depuratore che hanno in maniera maldestra scaricato non so quanti milioni di dischetti sul mare, nel Cilento. Poi ecco, io non sono un esperto di correnti d'acqua, ma mi sembra un po' improbabile che dalla Campania sia risalita fino qui all'Alto Adriatico. Adesso sto anche facendo un'indagine con i colleghi sindaci della Costa Veneta per capire se le altre spiagge del Veneto e non solo, anche del vicino Friuli o dell'Emilia Romagna, stanno registrando questo fenomeno oppure per capire, insomma, se è geolocalizzato solo sull'Orinamare. Ecco che ho certezza che ad esempio la partecipata, insomma, che gestisce il ciclo dello smaltimento delle acque reflue, ad esempio della nostra zona, non utilizza questi complementi plastici e questo sistema. Di conseguenza potrebbe anche essere dalla vicina Croazia, dalla Slovenia, perché abbiamo anche il mare Adriatico, è un bacino, ma le distanze sono anche abbastanza brevi, perciò chi mi dice che magari ci sia stato qualche anomalia negli impianti di depurazione dei nostri amici confinanti, insomma ex Italia. Certo, è tutto da verificare, insomma. Speriamo che intanto non se ne depositino altri e che si riesca rapidamente, insomma, a raccogliere quelli che già ci sono, in maniera tale da ripristinare il prima possibile questo ambiente così bello e così delicato. Sì. Grazie mille. Adesso attualmente fortunatamente non ne abbiamo più, sono stati raccolti ma non ne ha più portati su, ecco, adesso monitoriamo, insomma, che il fenomeno non si ripresenti, perché in questo momento siamo dischetti free, come si può dire. Abbiamo legna, quello sì, la legna del mare che arriva su, però insomma nel periodo di gennaio febbraio è sempre stata una prerogativa e perciò chi vuole, insomma, con un'opportuna autorizzazione può raccoglierla e riscaldarsi a casa. Grazie Sindaco, grazie a Michele Grossato, Sindaco di Rosolina, buona giornata e buon lavoro a lei, grazie. Grazie a voi, buona giornata. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ci rivediamo tra pochissimo, restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Saluto e ringrazio per essere con noi il nostro prossimo ospite. Buona giornata e benvenuto a Federico Capraro, presidente mandamentale di Ascom Confcommercio Treviso. Buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a tutti i telespettatori a casa. Ecco, ci sono diversi temi dei quali vorrei parlare con lei quest'oggi, ma comincerei subito con una battuta sulla questione della sicurezza. Abbiamo sentito poco fa, non so se fosse già collegato, le parole del sindaco di Treviso Mario Conte, appena uscito dall'incontro con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che ha incontrato appunto proprio questa mattina. Sono in arrivo a Treviso rinforzi per quanto riguarda le forze dell'ordine, polizia e carabinieri, e inoltre si sta cercando di lavorare con la rete dei comuni aderenti ad ANCI Veneto per implementare anche i sistemi di videosorveglianza e cercare di fare più rete possibile tra le varie
amministrazioni comunali. Quel che è certo, Capraro, è che quanto sta avvenendo da qualche mese ormai nella città di Treviso preoccupa non poco i residenti, come anche i commercianti, che spesso sono stati anche vittime di episodi di furti, di rapine, e che spesso con il loro lavoro sono anche un presidio importante di sicurezza nelle città, Treviso come del resto nelle altre città. Ma è un tema che abbiamo affrontato anche insieme mesi fa proprio in trasmissione, parlavamo della percezione della sicurezza come un aspetto diverso dalla sicurezza, ma ugualmente importante, perché è importante sentirsi sicuri oltre che essere sicuri. A distanza di mesi non è che la situazione sia rimasta la medesima. Assistiamo, questo leggendo i giornali, vedendo in altri comuni, anche nel comune di Treviso, la situazione è peggiorata. C'è una degenerazione di tutta una serie di fenomeni, e noi continuiamo a rimanere sorpresi, perché fortunatamente non vogliamo abituarci all'idea che queste risse, i bulli, i ragazzini, rimaniamo anche sorpresi delle ragazze che si picchiano, o atti di violenza di altro tipo. Allora, evidentemente bisogna intervenire. Il passaggio del sindaco col ministro è evidentemente un passaggio che indica la strada. È chiaro che non c'è solo una sensibilizzazione che abbiamo fatto, c'è un reale problema da risolvere. Quindi ben venga la richiesta e soprattutto l'ottenimento dei rinforzi. Noi crediamo che il presidio delle forze dell'ordine e una serie di strumenti, oggi i sindaci non sono sempre nelle condizioni di avere gli strumenti che servono. Allora noi crediamo che questo tipo di intervento possa cambiare non solo la percezione, ma anche la reale sicurezza. Un maggior presidio, maggiori forze dell'ordine, certamente anche la nostra attività, ma che è un'attività di sentinelle sul territorio, no? Di coloro che, avendo l'interesse alla sicurezza, perché è un interesse diretto, ma è anche un interesse della città, è un interesse economico, perché la sicurezza aiuta la gente a passeggiare, a frequentare le strade e a farlo con uno stato d'animo sereno, che è lo stato d'animo che poi invoglia le persone a vivere la città e anche ad entrare nei negozi e anche a spendere e a consumare, come è giusto e normale che sia. Quindi credo che questi interventi, questi presidi e anche questa nostra attività siano tutti degli elementi necessari, che aiutino, ma ciò che serve è una serie di leggi che permettano davvero di risolvere il problema e una serie di interventi come quelli di cui stiamo parlando che aiutino a risolvere il problema. Anche la videosorveglianza è un elemento, non solo un deterrente, ma anche un modo poi per, come è successo, per recuperare e poter intervenire nei confronti dei colpevoli. Quindi sono interventi che oggi sono sicuramente necessari. Ecco, proprio in sintesi, Capraro, qual è il sentiment dei commercianti in questo momento? Allora, noi abbiamo anche letto, senza entrare nel merito, sicuramente non è il nostro modo di voler polemizzare, abbiamo letto di paura. Allora, da parte nostra c'è una preoccupazione. Non crediamo che a Treviso ci sia la paura di camminare per strada, di vivere il centro della città. Noi crediamo che ci sia, e noi l'abbiamo, una preoccupazione perché appunto questi fenomeni stanno diventando più frequenti e quindi questa preoccupazione ci porta agli interventi che abbiamo fatto, alle richieste che abbiamo fatto al sindaco. Fa piacere, appunto, ripeto, sapere che hanno un seguito
e ci portano anche a collaborare lì dove possiamo. Abbiamo anche visto che i tempi purtroppo sono cambiati anche quando, rispetto al passato, una volta noi come cittadini, anche come esercenti, intervenivamo, richiamavamo, rimproveravamo un ragazzo perché magari si comportava per strada in maniera non educata, non civile. Oggi questo sembra non essere consigliato, nel senso ci troviamo in un contesto nel quale si fa più fatica a richiedere questo. Noi non lo chiediamo certamente ai nostri colleghi, noi invece chiediamo, cosa che stanno facendo molto bene, di essere pronti a segnalare. Questo sta avvenendo e questo è un aiuto per le forze dell'ordine. I accesi sulla città sono molto importanti nella segnalazione. Giustamente lei sottolinea come molto spesso oggi si abbia anche paura magari a redarguire un ragazzino che fa qualcosa che non va bene, proprio perché la cronaca ci insegna come spesso sia finita male per l'adulto. I tempi sono cambiati, lei diceva sono cambiati per quanto riguarda questa questione, ma sono cambiati anche per quanto riguarda le abitudini dei consumatori, per quanto riguarda le abitudini ad acquistare i beni. Siamo in un periodo di saldi ora e ormai una ventina di giorni insomma, che sono iniziati. Che tendenza state rilevando? Dal punto di vista dei consumi, in particolare i saldi si rivolgono a alcuni settori dei consumi, penso in particolare a abbigliamento, calzature, accessori. Abbiamo registrato dei saldi positivi nel loro andamento, ovviamente con la solita dinamica, no? di un entusiasmo iniziale che poi via via col tempo giustamente va a calare, questo è naturale, ma i saldi, credo che in rapporto alla stagione siano andati meglio i saldi che la stagione. La stagione sta continuando a trovare un riscontro diverso rispetto al passato. Sono stagioni commercialmente sempre più difficili, in particolare per questi settori, ma anche per altri. C'è una contrazione dei consumi. Questa in parte è generale, c'è un'attenzione alla spesa diversa, forse c'è anche un po' di più preoccupazione per il futuro dal punto di vista economico, c'è un aumento dei costi, c'è una minor disponibilità, ma quello al quale noi stiamo anche assistendo e che registriamo è anche un cambiamento dei consumi. Cioè, se si consuma meno, se si spende meno, si spende anche in maniera diversa. Allora, intanto si spende meno perché ci sono molte più spese alle quali bisogna far fronte, quindi c'è minor disponibilità di spesa, però registriamo anche che si spende in maniera diversa. C'è anche questo un fenomeno in corso da tempo. Noi veniamo così dagli anni d'oro del commercio, dove la proprietà e il possesso erano, e quindi anche l'acquisto, l'avere, era un elemento anche distintivo, anche di status symbol, oltre che di interesse delle persone. Oggi questo si sta trasformando e sta prevalendo un interesse per l'esperienza, cioè rispetto all'avere oggi prevale il fare. Oggi ci sono dei settori economici che in questo tipo di tendenza rispondono alle esigenze del consumatore in maniera più appagante, e penso a tutto il settore del turismo, nel quale la spesa in realtà continua a crescere anche a fronte di aumenti di prezzi importanti che abbiamo registrato negli ultimi 2 anni, ma anche quest'anno. Eppure c'è una corsa all'esperienza, ecco, il visitare, il fare, lo svago, anche fare esperienze diverse da un punto di vista enogastronomico, da un punto di vista anche, ripeto, turistico. Queste stanno incontrando il favore del consumatore. Quindi anche in questo caso queste tendenze diverse, e che in prospettiva futura, almeno nell'immediato, sembrano essere confermate, dicevo, anche queste esperienze diverse modificano completamente la tipologia di spesa.
Quindi si acquista meno per avere, si acquista più per fare esperienze, che sono poi quelle che la gente è più portata anche a comunicare nella sua quotidianità attraverso i social, e quindi diventa quasi status symbol l'aver fatto un certo tipo di esperienza, essere andati in un posto, aver mangiato in un determinato locale, rispetto al passato che era invece magari avere un capo d'abbigliamento piuttosto che un orologio o un paio di scarpe. Certo, questo è un trend che stiamo vedendo un po' in tutti i settori, lo vediamo anche nel mondo del lavoro, no? Come ci sia molta più attenzione a quello che è il tempo libero rispetto a una volta quando il lavoro insomma era un'esperienza davvero totalizzante ed era quasi più bello far vedere che uno non aveva neanche 5 minuti liberi per poter uscire, mentre ora soprattutto i giovani chiedono invece tempo libero, chiedono una conciliazione anche, no, di quello che è il lavoro e lo svago. È proprio così, c'era il momento in cui avevamo l'orologio ma non avevamo il tempo, adesso sembra invece essere il momento in cui cerchiamo il tempo e magari non abbiamo bisogno o voglia dell'orologio. È un cambiamento in corso da un punto di vista ovviamente economico, ma anche dell'organizzazione dei servizi e anche della città come è conformata, come è stata costruita per far fronte a questo tipo di richieste del mercato e che oggi deve modificarsi. Ecco, di fronte a tutti questi cambiamenti è chiaro che dobbiamo confrontarci e capire perché non tutto ciò che facevamo prima e come lo facevamo prima va bene anche adesso. Senz'altro, e questo sta influenzando anche ovviamente quello che è il vostro settore, in particolare proprio quello del commercio, che deve adattarsi ovviamente a questi cambiamenti epocali. Io la ringrazio davvero per essere stato con noi, le auguro buona giornata e buon lavoro. Grazie, è sempre un piacere, a prestissimo. Grazie, buona giornata. Allora, noi continuiamo il telegiornale ancora con la cronaca, perché abbiamo ancora alcune notizie importanti delle quali vi vogliamo rendere conto. Questa arriva dal Padovano perché sono arrivati i primi provvedimenti nei confronti di un calciatore del San Giorgio in Bosco, autore del post razzista contro i calciatori del Real Padova. Intanto è stata avviata un'indagine da parte della Federcalcio e della Digos. L'intervento che abbiamo preso nei confronti del ragazzo e purtroppo, nostro malgrado, era doveroso sospenderlo dalla nostra società a tempo indeterminato, perché quello che ha postato poi sui social è sicuramente molto grave. Non ha ancora 20 anni l'autore del post di insulti razzisti rivolti ai calciatori del Real Padova attraverso un commento sul sito Tutto Sport. La società del San Giorgio in Bosco, dopo aver fermamente condannato le offese, ha preso provvedimenti. Il calciatore, classe 2005, è stato sospeso a tempo indeterminato. Il presidente del San Giorgio in Bosco, Luigi Brugnaro, ribadisce la lotta della sua società contro ogni forma di razzismo e discriminazione. La nostra posizione è chiara, nel senso che non tolleriamo questo tipo di insulti, non siamo una società razzista e non lo dico io in questo momento, ma è la nostra storia che lo conferma. Tanto è vero che abbiamo già in prima squadra 2 ragazzi di colore e altri 2/3 dell'Est Europa, quindi questo testimonia che non siamo razzisti. Brugnaro però precisa che durante il match dalla panchina non sono partiti insulti razzisti contro i giocatori del Real Padova. L'episodio, soprattutto quello che è stato pubblicato sui social, è grave, intollerabile. Però vorrei sottolineare, e non giustifico, ripeto, e non giustifico assolutamente no, però vorrei sottolineare una cosa. A me, io non ero presente, non risulta che durante la partita ci siano stati insulti piuttosto che cori razzisti, e smentisco fermamente, dopo essere informato, che dalla nostra panchina non sono partiti nessun tipo di offesa. Mi riferisco ai nostri dirigenti, all'allenatore, che conosco benissimo e sulla quale sono pronto a giurare
che loro non hanno fatto nessuna insinuazione di questo tipo. Raccogliendo l'appello lanciato dall'allenatore del Real Padova, Marco Varotto, che invitava i ragazzi ad assumersi le responsabilità e chiedere scusa nel nome dei valori promossi dallo sport e dal calcio, anche il Brugnaro ha voluto dare un messaggio educativo. Ho chiamato personalmente il presidente del Real Padova, scusandomi per l'accaduto, spiacevole, e ho anche detto che mi farebbe piacere avere un incontro con lui, qui ragazzi cui sono stati sottoposte le offese, e con il nostro tesserato, in maniera che tutto si concluda con una scusa da parte del nostro tesserato e con un abbraccio veramente affettivo da parte di tutti, perché lo sport questo ci insegna. Viaggio di fogli di via e di Daspo dalla Questura di Venezia dopo che sono stati individuati i responsabili di 2 risse avvenute nei mesi scorsi alla Gazzera e nei pressi della stazione di Mestre. Complessivamente sono 11 le misure di natura dissuasivo-preventive adottate dal questore di Venezia Gaetano Bonaccorso a contrasto di episodi delittuosi e di pericolosità sociale. In particolare, a seguito di una rissa avvenuta alla Gazzera nell'ottobre scorso tra diverse persone, alcune delle quali rimaste ferite, nei confronti di quelli che presentavano profili di pericolosità sociale sono stati irrogati 2 fogli di via obbligatori con divieto di ritorno nel comune di Venezia della durata di 2 e 3 anni e 2 avvisi orali. A seguito di un'altra rissa avvenuta tra 2 distinti schieramenti di cittadini di nazionalità straniera nei pressi della stazione ferroviaria di Mestre nel dicembre scorso, gli accertamenti effettuati dalla polizia ferroviaria hanno consentito di individuare i soggetti coinvolti. Nei loro confronti un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Venezia della durata di 3 anni, oltre a 3 Daspo Willy che inibiscono loro l'accesso e l'intrattenimento nella zona del rione Piave e 3 avvisi orali. Restiamo a Venezia, l'ex assessore Renato Boraso va verso il patteggiamento e poco meno di 4 anni di reclusione e la confisca di 400.000 euro. 3 anni e 10 mesi di reclusione e la confisca di 400.000 euro. È la condanna a cui potrebbe andare incontro Renato Boraso se andasse in porto l'accordo di patteggiamento della pena con i pubblici ministeri che l'ex assessore comunale ha raggiunto assieme ad altri 3 dei 32 indagati della cosiddetta inchiesta Palude. Già fissata per il 27 marzo, la prima udienza del processo in giudizio immediato appare quindi destinata a saltare. La valutazione delle carte e la congruità dell'accordo di patteggiamento è al vaglio del giudice per le indagini preliminari, la cui decisione è attesa in tempi relativamente veloci. Per Boraso non si tratterà comunque dell'ultimo capitolo di questa vicenda giudiziaria. Superati i capi di imputazione che lo hanno portato in carcere, dovrà andare ad eventuale processo per quelli in continuazione. Assieme a Boraso hanno patteggiato anche gli imprenditori Daniele Brichese, 3 anni e 10 mesi con 7.000 euro di confisca, Francesco Gislon, 2 anni e 6 mesi e una confisca da 400.000 euro e Fabrizio Ormenese, 2 anni e 9 mesi. In attesa della chiusura delle indagini resta aperta la vicenda che riguarda oltre a Boraso altri indagati, tra cui i filoni d'inchiesta sulla vendita di Palazzo Papadopoli e la trattativa mai chiusa per l'area dei Pili, dove tra gli indagati figurano il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, il capo e vicecapo di gabinetto Morris Cerone e Derek Donadini, l'immobiliarista di Singapore Kiat Kwong Ching. Superjet International di Tessera rischia la liquidazione a causa delle sanzioni alla Russia. L'intervento di Leonardo ed altri investitori potrebbe salvare i 115 dipendenti, ma serve ancora l'ok del Comitato di Sicurezza Finanziaria. Ci preoccupa il silenzio intorno alla vicenda Superjet. Ad oggi il rischio è che la società venga messa in liquidazione perché il progetto che sembrava partire con la partecipazione degli arabi, col fondo Maccabi, con Italsistemi, con la partecipazione di Leonardo, sembra non trovare uno sfogo sufficiente per decollare. La situazione per Superjet International di Tessera diventa sempre più preoccupante, come sottolinea la FIM-CISL di Venezia. L'azienda aeronautica rischia la liquidazione se non verrà approvato il progetto di costituzione di una nuova società che coinvolge il fondo emiratino Marca B Capital, Italsistemi SPA e Leonardo. La crisi è stata innescata dalle sanzioni imposte alla Russia che hanno portato al congelamento del pacchetto azionario russo del 49%. Attualmente 115 dipendenti sono a rischio nonostante l'interessamento di nuovi investitori, l'approvazione del Comitato di Sicurezza Finanziaria del Ministero
Ministero dell'Economia e delle Finanze tarda ad arrivare. La mancata decisione potrebbe portare alla liquidazione dell'azienda. Il segretario generale della FIM-CISL Venezia, Matteo Masiero, sottolinea l'importanza dell'intervento di Leonardo per garantire solidità e credibilità al progetto. Siamo preoccupati perché questa rischia di essere l'ennesima vicenda che alla fine pagheranno solo i lavoratori e le loro famiglie. Crediamo sia molto importante che il Comitato di Sicurezza Finanziaria dia una risposta anche concreta per far sì che finalmente questo progetto trovi ossigeno e decolli. È chiaro che per noi diventa fondamentale in tutta questa vicenda che Leonardo continui ad essere uno dei protagonisti del rilancio di questa azienda. Timore dei dazi USA sul prosecco dal boom di esportazioni. A fine anno ai piani alternativi nel caso i prodotti italiani venissero fortemente penalizzati. Incide quasi oltre il 70% delle esportazioni. Un po' di preoccupazione c'è, il mercato americano incide molto sulle esportazioni delle bollicine di marca e l'annunciata politica dei dazi da parte del nuovo presidente Trump ha messo in allerta i produttori di prosecco. Ho sentito i nostri soci e da un lato c'è stata un'accelerazione forse verso fine anno proprio per anticipare eventuali negatività rispetto all'istituzione dei dazi da parte della nuova amministrazione Trump. Dall'altro però c'è anche abbastanza la consapevolezza e sensazione che non si voglia rinunciare a un'eccellenza come quella del prosecco e del prosecco Asolo in particolare, e quindi siamo anche attenti ovviamente a queste novità che arriveranno oltreoceano, ma con una fiducia perché si possa continuare a esportare in maniera importante come è stato finora. Dalla Regione Veneto si guarda con favore al lavoro di diplomazia del governo con la nuova amministrazione americana, così come con i grossi importatori di vini negli Stati Uniti, diversi dei quali di origine italiana. Nel caso però si profilasse l'ipotesi peggiore di dazi pesanti sui prodotti italiani, si sta pensando a soluzioni alternative. Il mercato del vino, non solo del prosecco ma anche tutti gli altri, stanno vedendo anche altre destinazioni, cioè stanno investendo anche nel mercato asiatico, per esempio, europeo. Adesso si sta lavorando anche molto sul abbassare quello che è il grado alcolico dei vini, addirittura si discute di un'opportunità legata anche al livello zero di alcol, e questa secondo me sarà un'opportunità che aprirà il mercato in maniera incredibile. Si stanno guardando nuovi mercati nel contempo, ma si stanno guardando anche a forme diverse, perché abbiamo visto che il mercato cambia, i giovani consumano in maniera diversa e quindi sarà importante confrontarsi anche con i consorzi e con gli operatori, con le imprese e le aziende agricole su questo. Dal 1 febbraio prossimo scatterà in tutto il Veneto l'esenzione dal pagamento del ticket per le vittime di violenza, lo ha disposto la Giunta regionale. Parliamo di tutte le prestazioni fruite nel periodo successivo alle dimissioni dal pronto soccorso, incluse quelle psicologiche e quelle di specialistica ambulatoriale connesse alla violenza subita. Con questa decisione di civiltà, sottolinea la Regione, siamo vicini alle persone che subiscono violenza. Infatti l'esenzione riguarderà l'intero percorso di cura successivo alla dimissione dal pronto soccorso. Le donne colpite da questi terribili traumi hanno anche necessità di sentire la vicinanza delle istituzioni, e questo è un modo per creare fiducia e dare aiuto. E a proposito di sanità, parliamo ora di patologie legate all'inquinamento. Pensate che nel mondo ci sono 334 milioni di persone che soffrono di asma bronchiale e 4 milioni l'anno di morti per polmonite. Molte di queste appunto sono dovute all'inquinamento. Da Padova arrivano cure all'avanguardia. Fino al 40% della nostra popolazione italiana presenta quotidianamente, nei periodi soprattutto maggiormente pollinici tipo la primavera, un sintomo allergico, ma soprattutto l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha una visione ovviamente globale, prevede un incremento d'allergia tale da portare a una prevalenza nel 2050, quindi a brevissimo termine, del 50%. Quindi nel 2050, fra una ventina d'anni, 1 su 2 sarà allergico.
Nel 2024 in azienda ospedaliera a Padova sono state 6.000 le diagnosi di patologie respiratorie, 400 pazienti sono arrivati in pronto soccorso per riacutizzazione di asma bronchiale. A questo si unisce un aumento delle allergie. L'inquinamento è tra le cause principali dell'aumento delle patologie respiratorie e riguarda l'8% dei pazienti adulti e il 10% dei bambini. L'ambulatorio multidisciplinare dell'azienda ospedaliera, secondo in Italia per numeri trattati, è attualmente in cura 250 pazienti curati con innovativi farmaci biologici. C'è una classe di farmaci completamente nuova che è stata introdotta in questi ultimi anni, sono farmaci cosiddetti biologici che hanno una straordinaria efficacia per la cura dell'asma grave. In Veneto l'asma grave colpisce tra i 3.000 e i 4.000 pazienti. Il fattore climatico dunque è alla base delle patologie più acute. Quando il tempo è sfavorevole aumentano il numero di accessi in pronto soccorso, il consumo di farmaci e le ospedalizzazioni. Da due punti di vista: acuto, quando il tempo è sfavorevole e l'inquinamento cresce, aumenta il numero di accessi al pronto soccorso, il consumo di farmaci, le ospedalizzazioni, e cronico. I malati e le persone esposte per tanto tempo all'inquinamento sviluppano malattie polmonari. Se le misure messe in campo globalmente per ridurre le emissioni di polveri sottili non bastano, anche individualmente possiamo fare qualcosa. Evitare l'esposizione, quindi cercare nei limiti del possibile di non girare nei giorni, soprattutto i bambini, nei giorni di particolare inquinamento, usare le mascherine che proteggono e anche in casa cercare di prendere quelle misure di isolamento che riducono il contatto con l'esterno. In Africa di Edo e Seba, li abbiamo seguiti in questo loro lungo viaggio per documentare l'inquinamento da plastica in Africa. Vediamo. Quando sono partiti a metà settembre, tutti si sono fatti la stessa domanda: ce la faranno? A distanza di 4 mesi la risposta ce la danno direttamente Edoardo e Sebastiano. Siamo arrivati al punto più a sud dell'Africa e sì, ce l'abbiamo fatta, le moto ce l'hanno fatta e siamo arrivati al termine di questo meraviglioso viaggio. Missione compiuta, la sfida di Africa Plastic Road è vinta e i vincitori sono loro, Edoardo Alberti e Sebastiano Busolin, i due reporter che il gruppo Media Nord-Est ha seguito chilometro dopo chilometro lungo il viaggio in 14 stati e quasi 30.000 chilometri in moto per documentare la situazione legata all'inquinamento da plastica nel continente nero. È la fine del viaggio, ma non è la fine del progetto. Africa Plastic Road continuerà e cercheremo di portarlo avanti anche se a distanza. È una sensazione un po' strana arrivare qui in fondo, almeno per me. Io ho sempre pensato che la fine era lontana e in realtà mi sono reso conto qualche giorno fa che la fine stava arrivando. Un reportage che ha fatto luce su tanti aspetti tenuti colpevolmente al buio, dalla profonda piaga umana e ambientale della discarica a cielo aperto di Mombasa in Senegal, dove intere popolazioni vivono da anni in mezzo ai rifiuti, fino ai giganteschi falò di spazzatura e plastica lungo le coste dell'Angola e della Namibia. Immagini, storie e testimonianze che sono destinate a cambiare la nostra consapevolezza e a smuovere le coscienze. È finito il viaggio ma non è finita l'avventura, bisogna ancora spedire indietro le moto. Beh, una soluzione in Africa si trova sempre. Quindi... Esatto, come abbiamo imparato una soluzione si trova sempre, in un modo o nell'altro. E loro, Edo e Seba, l'hanno sempre trovata. Ed era l'ultimo servizio per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Vi ricordo subito dopo la sigla l'appuntamento con il nostro meteo e le previsioni del tempo. Arrivederci.